Buonasera, nuova puntata dell'Analisi. Cominciamo la settimana con uno dei casi più caldi del momento, che è quello legato al percolato in arrivo dalla Sicilia, che dovrebbe a breve arrivare a Olbia per essere processato, smaltito dal depuratore consortile del CIPNES. E per discuterne abbiamo oggi qua il presidente del CIPNES, Settimo Nizzi. Benvenuto. Grazie, buonasera. Allora Nizzi, sa che si stanno preparando le barricate su questa vicenda. Che cosa ne pensa? Io non so se si preparino barricate o meno. Viviamo, per fortuna ancora viviamo in Italia, che è una democrazia, dove ci sono delle leggi che vanno rispettate da tutti. Ognuno può poi fare quello che meglio crede, anche contro la normativa vigente. Succede quello che molti dei nostri concittadini ormai sanno: viene fatto un contratto per smaltire del percolato, così come tanti altri contratti vengono fatti annualmente dai dirigenti del CIPNES. Noi smaltiamo percolato proveniente o rifiuti cosiddetti rifiuti liquidi speciali provenienti da mezza Sardegna. Era uno come un altro un contratto che i dirigenti del consorzio hanno ritenuto di dover prendere in considerazione. È sembrato anche un po' strano che lei non sapesse niente di questo contratto. È sembrato strano. Che uno si chiede, un dirigente? Assolutamente sì, uno può anche essere incredulo su questo, ma tutti gli atti che vengono fatti dall'amministrativi, al 99% dei casi sono atti che non sono a conoscenza anche della contratti parte da politica. 1 milione di euro. Ma ci sono contratti ben più grandi di 1 milione di euro, eppure il Presidente non sa niente. Gli atti amministrativi, una volta approvato il budget, dove si dice che queste sono le voci dove si deve agire e quelle sono le cose che si possono fare, i dirigenti hanno un proprio budget, il bilancio è approvato, noi lo approviamo nei termini il bilancio, per cui il bilancio è approvato e i tecnici vanno avanti da soli. Ok, passiamo alla parte che più preoccupa tutti. Questo è stato ribadito dagli stessi dirigenti del consorzio. Sì, per cui se fosse l'ingegnere stato, Maurelli, il responsabile. ma anche il direttore Carta. E anche il direttore Carta. L'aspetto ambientale, che è quello sul quale ci si concentra con più attenzione. Lei è in grado di smentire che questa operazione possa avere dei rischi dal punto di vista ambientale? Se l'avessi smentito io sarebbe stato da non credere, perché è normale, così come qualche buon tempone in questi giorni sta andando in giro a dire che sono soltanto questioni di denaro e non pensiamo all'ambiente. Se il buon tempone avesse pensato all'ambiente della nostra città, così come ho pensato io negli anni in cui ho fatto l'amministratore pubblico, saremmo stati in ben altra situazione proprio in questo periodo. Forse è passata misconosciuto, oppure ci si è dimenticati che il sottoscritto ha appaltato e realizzato il nuovo depuratore, l'impianto di depurazione della città a Sagoroncedda. Ci si è dimenticati che abbiamo rifatto i canali, ci si è dimenticati che abbiamo tappato tutti gli scarichi fognari abusivi che andavano nel Golfo, ed ecco perché oggi, dopo anni e anni di lavoro, di mitigazione, soprattutto di risanamento del Golfo, la Capitaneria di Porto, naturalmente dopo gli esami eseguiti dall'azienda sanitaria di Olbia, ha fatto una delibera per la quale ci siamo sempre battuti. Non è che l'ha fatta oggi perché si è svegliato il buon tempone e ha detto che vanno fatte le cose. Comunque, ci sono anni di lavoro. Arriveranno 3.000 tonnellate alla volta, giusto? Arriverà una sola nave da 3.000, dovrebbe, non arriverà, è sbagliato dire arriverà, dovrebbe arrivare una sola nave di 3.000 tonnellate di percolato, e questa nave arriverà qualora si facciano gli esami ancora una volta a maggior nostra tutela. Si faranno nuovi esami sul percolato che c'è dentro la nave e questi esami dovranno essere verificati e certificati anche dall'ARPA Sicilia. Qualora così non fosse, la nave rimane a Palermo. Questa è la condizione? Forse questa è la condizione che il consorzio ha messo venerdì sera, subito un minuto dopo che era stata emessa, attorno alle 14:30, un momento dopo che noi avevamo conoscenza e avevamo in mano la sentenza del TAR. Ascolti, il sindaco Giovannelli, a proposito di questa operazione di smaltimento del percolato a Olbia, dice che in sostanza i limiti che possono essere sopportati da questo impianto
sono tali che insomma ci vorrebbero 13 giorni almeno per smaltire tutto quanto. È così? In gallurese si dice colce cannossà, in italiano si dice povera ignoranza. Se uno non conosce i dati e non conosce i fatti o non sa leggere i documenti, dovrebbe fare altre cose. Il depuratore consortile può smaltire 7.000 metri cubi al giorno di rifiuti liquidi speciali, 7.000. Il 10% di 7.000 metri cubi di liquidi, il 10% sono 700 metri cubi di percolato. Si va da 150 a 200 metri cubi, sono quelli che giornalmente il consorzio processa assieme ai bottini, assieme a tutti. Stiamo parlando 1907, codice CER 190703, cioè percolato non pericoloso. Perché non pericoloso? Perché non è pericoloso? Perché una volta processato, una volta che il depuratore svolge il proprio ruolo, rimane soltanto un po' di fango sotto, l'acqua è buona e viene immessa nel corpo idrico del nostro golfo, che è buona naturalmente, perché tutti i mesi gli esami, non il sottoscritto perché sarebbe come voler nascondere le cose, ma tutti i mesi sia l'ARPAS, l'Agenzia regionale per l'ambiente della Sardegna, sia la provincia, effettuano dei prelievi in posti ben specifici, ben indicati all'interno. Se andate all'interno del depuratore ci sono i posti sito per prelievo, tutto fatto secondo le norme vigenti e i risultati sono sempre stati assolutamente nella norma. L'ultimo, che è quello di marzo, che non ce l'ha soltanto il consorzio ma anche il sindaco di Olbia, ha sulla carta, ha in casa tutti questi esami, peccato che non li legga. Peccato, a me dispiace se non li legge, ma dovrebbe studiare un pochino di più e vedere che gli esami sono assolutamente nella norma. Lunedì scorso, ancora una volta, sono stati fatti i prelievi, cioè sono tutte cose automatiche che non andiamo a dire a nessuno perché sono cose automatiche, si fanno quotidianamente, ben sapendo che il depuratore funziona bene, perché non è responsabilità del presidente o del sindaco o di chiunque altro far funzionare bene il depuratore, ma dell'ingegner Maurelli, che è titolare dell'autorizzazione. Quindi non ci sarà stoccaggio, lei sta dicendo? Non ci può essere stoccaggio, un'altra delle fesserie che ha detto il buon Tempone. Ascolti, c'è anche comunque un problema politico, perché cioè, il concetto sul quale si basano gli oppositori di questa operazione è rifiuti provenienti da altre regioni in Sardegna non ne devono arrivare. E lei nel 2009-2008, se non ricordo bene, aveva espresso una posizione molto forte quando c'era Sorno, che dovevano arrivare i rifiuti. Era il 2006, non era il 2008, era il 2006 e infatti io fu il primo a fare l'ordinanza perché noi non volevamo rifiuti solidi urbani, che è cosa ben diversa, prelevati da Napoli, dalla Campania, trasportati nelle nostre discariche e immessi in discarica senza essere trattati. Io feci l'ordinanza, valida a quel tempo perché esisteva una legge, la numero 6 del 2001, era una legge valida, feci l'ordinanza e bloccai in tutto il territorio comunale, non poteva transitare oppure qualunque altra cosa. La stessa cosa fece il sindaco di Ozieri, guarda caso, la stessa cosa fece il sindaco di Cagliari, per cui nei porti isolani e Ozieri, che era uno dei siti destinatari fatti da ordinanza del discarica. L'unico che accettò fu il sindaco di Cagliari, il sindaco di Sassari, che decise di accettare i rifiuti solidi urbani provenienti dalla Campania, e il sindaco di Porto Torres che diede la possibilità di... Per legge vuol dire che questi non sono rifiuti? Questi si chiamano rifiuti liquidi speciali che vengono trattati e che una volta trattati sono naturalmente innocui, così come noi trattiamo quotidianamente quelli della nostra discarica. C'è anche da dire insomma, che molti dicono non è nella natura di questo territorio fare questo tipo di business e di traffici. Ma lo facciamo, si fa da sempre, da anni quel depuratore è stato realizzato con fondi regionali e nazionali, 20 milioni di euro è costato alla comunità. E uno dei principali compiti che svolge è quello di trattare il percolato. Se noi non trattassimo il percolato, oppure se non trattassimo quelli che sono i cosiddetti bottini che trasportano il prelievo dei pozzi neri o degli idrocarburi o di qualunque altra cosa, o della stessa palmera,
Qualora noi non trattassimo, allora sì che ci sarebbe l'inquinamento. Noi facciamo quel compito proprio per non inquinare l'ambiente, per la salubrità del nostro territorio. Si stanno modificando le cose e la gente soltanto per questioni di tipo politico, non avendo altro niente da dire, questo amministratore alla comunità dice mi trovo un altro scoop per cercare di farmi sentire. Non è così. C'è anche chi dice che non è possibile fare un business del genere soltanto per fare cassa, è questo lo scopo del CIPNES, no? Fare cassa. No. Forse anche questa, mi dispiace che si dica questa cosa, spero non sia... riporto. Vabbè, come riporto va bene. Come riporto va bene. Noi non facciamo cassa, noi manteniamo in piedi e diamo dei servizi. Il CINES è fatto per dare servizi. E i servizi che dà, li dà ad un costo, altrimenti faremo come fanno tutti gli altri. Fanno buchi di bilancio e vanno poi a bussare alla casa comune, che sia il comune, che sia la regione, che sia lo Stato, per chiedere i soldi per tappare i buchi. Chissà perché il Consorzio di Olbia funziona bene, è perfetto, svolge il proprio ruolo rispettando tutte le leggi e soprattutto non è in deficit. Ci sarà qualcosa? Senta, facciamo un'ipotesi. E non facciamo cassa, ma diamo un servizio. Un'ipotesi finale. Mettiamo che la nave Otello, che non è ancora partita, mi diceva, arrivi a Olbia col suo carico di percolato e si ritrovi un comitato d'accoglienza, sì. Così come si sta dicendo. Se l'operazione dovesse saltare, cosa succederebbe? Chi pagherebbe? E voi in che posizione sareste? Noi siamo in una posizione di assoluta sicurezza e certezza. Il contratto che è stato fatto prevede che se il percolato, noi siamo coloro i quali devono trattare il percolato, cioè il percolato l'azienda lo deve mettere dentro l'impianto di depurazione. Se quel percolato non arriva all'impianto di depurazione noi non abbiamo a carico nessuna attività risarciatoria può essere fatta nei nostri confronti, prima cosa. Secondo, i danni li può pagare soltanto chi si mette in mezzo e chi evita che un'attività legittima fatta, ordinata dal commissario governativo per la protezione civile, non fatta da Pinco Pallo, si metta in mezzo, così come è già stato fatto altre volte. Siamo, come dicevo, uno Stato democratico. Una cosa è la protesta sensata, altra cosa è fare cose per le quali ognuno di noi è responsabile di quello che fa. Non siamo mica persone che possono dire tutto ciò che vogliono. Ognuno di noi è libero di dire quello che vuole, assumendosi la responsabilità di quello che dice. Molto chiaro. La ringrazio Settimo Nizzi per aver partecipato all'analisi. Grazie. Grazie a voi per averci seguito. Buonasera. Grazie.